Freddo e fango, gli ingredienti più tipici del cross c'erano tutti. Il resto l'ha messo la voglia di gareggiare di circa 1100 atleti, attesi a Galliera Veneta per la prima prova del campionato regionale di società di corsa campestre. Una partecipazione da record per un appuntamento limitato al settore assoluto e promozionale. Tra 2 settimane a Vittorio Veneto, quando saranno impegnati anche i master, è probabile che gli iscritti superino quota 1500, numeri da far strabuzzare gli occhi per una specialità che in Veneto gode sempre di un ampio bacino di appassionati. Un'apertura con i fiocchi, perché effettivamente in quanto a partecipazione abbiamo superato addirittura i numeri dell'anno scorso, che già erano lievitati notevolissimamente rispetto al passato. Un movimento quindi in grandissima salute, società che continuano a lavorare in maniera egregia e quindi un'apertura che fa già dai segnali di una stagione molto importante ancora una volta per l'atletica regionale. Stiamo lavorando per far crescere, chiaramente si punta sempre a maggiori successi. Penso che le iscrizioni di quest'anno lo confermano. Sul percorso padovano, ben disegnato dall'Atletica Galliera Veneta in prossimità del suggestivo parco di Villa Imperiale, lo spettacolo si è aperto con la passerella dei più giovani. Dopo gli esordienti, la categoria ragazzi ha da subito messo in luce un nuovo talento. Si tratta di Abel Campeol, originario dell'Etiopia, che fin dai primi metri ha staccato tutti, incrementando costantemente il vantaggio e concludendo la gara solitario. 11 anni e mezzo, poche parole, ma 2 leve che potranno correre molto lontano. Sì, bella, dai, mi è piaciuta, è stata abbastanza dura, ma sì. All'inizio ho cercato di prendermi avanti, insomma, poi visto che ce la facevo, allora ho anche dato un po', perché ne avevo un po' ancora. Fra le ragazze la più veloce è la marosticense Francesca Crestani, che nella nuova stagione del cross vuole vincere ogni gara. La gara è andata bene, peccato per il tempo, il terreno era un po' fangoso, comunque è andato tutto bene. Speriamo di vincerle tutte e 4 e di arrivare a livelli superiori. Salendo ai cadetti vincono la gara di Galliera Veneta 2 atleti già noti del cross veneto. Al maschile è Mirko Cocco dell'Ovest Vicentino a concludere al comando dopo aver controllato la testa del gruppo per buona parte del percorso. Mi aspettavo più difficile, però dai, è andata bene. Vuol dire che mi sono allenato bene e questo è merito del mio allenatore. Sono partito forte per mettermi subito davanti. Poi sapevo che c'erano gli altri atleti che erano forti, no? Allora ho lasciato tirare all'inizio, poi ho cercato di dare il cambio e alla fine ho allungato fino all'arrivo. Al femminile non c'è storia, perché in Veneto corre una delle atlete più veloci fra le cadette italiane. Si tratta della veronese Francesca Tommasi, senza rivali in regione e, glielo auguriamo, quest'anno anche nella penisola. Il percorso era bello, è stato divertente, tutti i ponticelli, mi sono divertita e sì, mi è piaciuto, mi sentivo bene, le gambe giravano abbastanza. Per me è importante, come va, se mi avvicino al record italiano sui 2000 sarei contenta, però io ci provo, dopo se riesco bene, se no pazienza, io ce la metterò tutta e vedremo, dai. Un altro veronese parte forte e stacca tutti al fotofinish. Ci riferiamo alla categoria allievi. È Alessandro Dalben che a fine gara esprime così la sua gioia per un risultato che cercava da tempo. L'avevo preparata, ci speravo, non pensavo andasse così bene, il percorso era bellissimo, ho trovato il mio passo e quindi è andata bene. Ho provato ad andare via da subito, chiaramente gli avversari erano forti e non ci sono riuscito. Ho dovuto aspettare gli ultimi 500 metri per accelerare, ho visto che i miei avversari iniziavano a cedere e quindi ci ho provato, sono arrivato fino alla fine, stremato, ma è andata bene. Bella storia invece per le allieve, con un atleta che, come ci spiega, ha preparato la leadership regionale in meno di un anno e già punta ai massimi traguardi. È vicentina, si chiama Rebecca Lonedo. Sono partita subito veloce perché poi all'inizio il percorso si restringe, quindi devo prendere per prima il posto e poi è stata dura perché il terreno è molliccio, quindi è stato faticoso.
Ho iniziato a marzo a allenarmi seriamente perché mi piace un sacco l'atletica. Quest'estate vorrei andare ai mondiali allieve dei 3000 in pista, ecco. E poi magari in un futuro Olimpiadi. Se Rebecca Lonedo sta bruciando le tappe, c'è un'altra atleta che, neo mamma, sorprende tutte vincendo il cross corto. Un amore doppio quello di Valentina Bernasconi per la figlia e per l'atletica. Sarà perché ho voglia di tornare a correre e sono riuscita a dare il meglio di me, insomma, oggi. Più che altro magari col pensiero della bimba che poteva piangere perché devo allattare, allora ho cercato di sbrigarmi. E niente, sono tornata insomma. Con tanta voglia di tornare a correre, quella soprattutto, e dopo, non lavorando ancora riesco a dare tutto alla bimba e a togliermi un'ora, 2 per allenarmi. Dietro a lei, sulla linea del traguardo, c'è Silvia Pento. È la prima fra le junior ed anche per lei il risultato di Galliera ha il sapore del ritorno ad un buon livello di forma. Sono molto contenta perché torno da un anno che non è andato molto bene, perché ho avuto non proprio un infortunio, però ho avuto dei problemi di ferro che mi hanno compromesso la stagione, quindi sono molto contenta di questo rientro. Obiettivi, vediamo un po' come va perché sono appena rientrata e ci sono gli europei a Rieti della mia categoria junior e insomma è un bell'obiettivo. Fra gli junior è il compagno di squadra di Silvia, Alessio Morini, a dominare la gara ed a concludere primo al traguardo. Il marocchino Ahmed Nasef, maratoneta da 2 ore e 10 al debutto con la maglia del Gagno Ponzano, e l'esperta padovana della Salcus Giovanna Ricotta si sono imposti invece nel cross lungo, mentre nel corto maschile il primo a tagliare il traguardo è stato Nicola Sorgato. Galliera Veneta con questi esempi si dimostra veramente all'altezza di certe manifestazioni. Soddisfazione doppia perché nonostante il tempo siamo riusciti ad avere questo pubblico meraviglioso, record iscritti, ed è una grossissima soddisfazione. Abbiamo qui tutte le autorità dell'atletica regionale e noi, questo qui per il paese piccolo di Galliera Veneta è un'enorme soddisfazione. Grazie soprattutto alla passione di chi crede nello sport e nei valori dello sport. Di questi tempi forse una piccola goccia di speranza in mezzo a tante delusioni che dà la nostra società. E quindi vedere Paolo Bianco, il mio consigliere delegato allo sport, nonché tutti i presidenti delle associazioni sportive che operano qua a Galliera, specialmente Renato Sgarbossa dell'Atletica Galliera, organizzare un evento del genere, nonché tutti gli sponsor che credono e danno soldi, che non è molto semplice di questi tempi, è davvero molto bello e incoraggiante. Spero che questo 2013 possa essere davvero di buon auspicio per noi questa attività sportiva che ci dà davvero lustro ed onore per Galliera.